Quattro governi per il Veneto. La regione deve rispondere a 4 esecutivi. Primo, il Veneto Serenissimo Governo. Secondo, l'autogoverno del popolo veneto presieduto da Loris Palmerini, che lo fondò nel 1999 insieme a Beppin Segato. Terzo, l'autogoverno del popolo veneto di Daniele Quaglia, finito sotto inchiesta a Treviso per la sua polizia veneta. Quarto, il governo italiano presieduto da Berlusconi, ma non conta perché, a giudizio unanime degli altri 3 governi, è illegittima autorità di una potenza occupante. Indipendentisti divisi, mascherati contro Roma occupante, contraddizioni solo apparentemente banali. Nel dopoguerra fu la Liga Veneta il primo partito a parlare apertamente di indipendenza, ma poi rimase sempre fedele a Roma. Nel 1987 2 sostenitori delusi, Faccia e Contin, introdussero una novità nella strategia dei movimenti che gravitavano intorno alla questione veneta. Si strutturarono non come partito, ma come governo semiclandestino all'opera in un territorio sotto occupazione straniera. Erano il Veneto Serenissimo Governo e si proclamavano rappresentanti del popolo veneto ed eredi legittimi della Serenissima. L'8 maggio 1997 sfidarono armati di un tanco l'occupazione italiana occupando Piazza San Marco. Nel 1999 nacque l'autogoverno del popolo veneto, fondato dal padovano Loris Palmerini. La sua azione è strettamente legale, interna al quadro giuridico, fondata su ricorsi e pronunce della magistratura. Proprio questa impostazione ha condotto l'estate scorsa alla scissione, quando il presidente Daniele Quaglia e il ministro dell'interno Sergio Bortotto presentarono un documento che normava la polizia veneta, prevedendo pare anche la possibilità di armarla. Il Parlamento depose il presidente. Al suo posto fu nominato lo stesso Palmerini. Quaglia e Bortotto diedero vita ad un altro sito internet, pretendendo di essere loro il vero autogoverno del popolo veneto. Ed è questo autogoverno, con la sua polizia, l'unico al centro dell'inchiesta di Treviso. Il filo rosso che unisce tutti i movimenti è la contestazione del referendum truffa del 1866, oltre ovviamente agli ideali indipendentisti, che da allora non sono mutati di una virgola. Bene, benvenuti a Noi Veneto. Oggi parliamo di indipendentismo, è una riflessione a cavallo tra storia e attualità, non può che essere così. Cominciamo da lei. Allora, signor Palmerini, l'autogoverno del popolo veneto, come nasce il vostro movimento? Sì, noi non siamo un movimento politico, un partito, noi chiediamo l'applicazione di quelle leggi che la Repubblica Italiana ha fatto, in particolare la legge costituzionale 340 del 71 che prevede espressamente il diritto di autogoverno del popolo veneto, che comprende il diritto di gestire il territorio e del 100% delle tasse trattenute sul territorio. Questa cosa praticamente riconosce ai veneti non solo lo status di popolo e quindi di nazione, ma anche un federalismo come quello di Bolzano o come quello della Sicilia, molto più forti addirittura. Sono leggi non applicate. Noi alla magistratura... Ma non basterebbe allora essere una regione a statuto speciale? No, queste leggi che noi già abbiamo riconoscono uno status ancora maggiore. Il problema è che in Italia le leggi semplicemente non si rispettano e questo è una cosa molto grave, perché vuol dire che c'è un rapporto di forza e non di uguaglianza dei cittadini che è in violazione dei diritti umani. Per esempio, il popolo veneto ha una sua lingua storicamente accertata, millenaria addirittura, e siamo gli unici che non vengono riconosciuti dallo Stato come minoranza linguistica. E nella commissione che studiò la legge della minoranza linguistica si disse: se riconosciamo la minoranza linguistica poi dopo dobbiamo dare l'autonomia fiscale. Quindi c'è un rapporto di colonizzazione rispetto ai veneti dello Stato italiano, e noi attraverso i tribunali abbiamo chiesto l'applicazione di queste norme e abbiamo una sentenza storica che già riconosce della magistratura che non è un territorio soggetto a giurisdizione italiana come una base americana. Professor Bernardini, la Scozia ce la sta facendo, sembra, sta tagliando un po' il filo di lana, avrà un referendum e potrà essere un'entità, uno Stato a parte. Il Veneto sembra preoccupare più della Scozia, però perché? La Scozia avrà un referendum molto probabilmente nel 2010 e in questo modo si scioglieranno i legami col Treaty of Union con la Gran Bretagna, che sono legami che sono stati stabiliti nel 1707. Quindi la Scozia non diventerà uno Stato indipendente, ma tornerà ad essere uno Stato indipendente. Per quanto riguarda la Venezia, naturalmente ci sono problemi maggiori. I problemi maggiori sono dovuti...
sono dovuti al fatto che per ora nella coscienza popolare dei veneti ancora questo è presente, non è presente, la possibilità di ritornare ad essere uno Stato indipendente. Ricordiamoci che la Serenissima ha 1100 anni di indipendenza. Non significa che una Venezia indipendente torni ad essere la Serenissima, però è molto importante, secondo me, sensibilizzare l'opinione pubblica veneta riguardo a tutti i benefici che la nascita di uno Stato indipendente avrebbe. Avrebbe un'immensità di benefici, perché ricordiamoci che la cintura Veneto-Lombardia è ancora la cintura più produttiva di tutta Europa, quindi pur in una situazione di crisi. È molto difficile naturalmente perché c'è stato un indottrinamento molto forte da parte della propaganda italiana centralistica durante gli ultimi 150 anni e quindi c'è una memoria storica dell'indipendenza che naturalmente è già finita storicamente da generazioni perché la Serenissima termina nel 1797. È difficile ma non impossibile far recuperare. Quando ci sarà una coscienza chiara di tutti i benefici dell'indipendenza penso che sarà abbastanza naturale che la Venezia... Immaginiamo, appunto, ho fatto l'esempio della monarchia repubblica, se si potesse andare a ragionare, a ricontare i voti e dire no, in realtà aveva vinto la monarchia, cosa succede? Cioè lei dice non si può riscrivere la storia? No, lo so, però ecco, dal punto di vista solamente storico, l'elemento storico secondo me è una spinta, però deve poi tramutarsi in un movimento indipendentista, non siamo ancora a questo livello, altrimenti confondiamo le due cose. Onorevole Bitonci, lei viene da terra di Serenissimi, da profondo nord, è insomma l'anima pura, diciamo, della Lega. Si sente spiazzato o crede che invece sia una contiguità e una vicinanza culturale che possa essere di stimolo anche alla Lega? Ma io penso che nella storia degli ultimi anni della politica, dei movimenti autonomisti, indipendentisti, c'è un fattore comune che è quello della parcellizzazione, cioè nel senso che ogni volta che si crea un nuovo, e lo dico non in maniera critica nei confronti dei colleghi, la cui attività è rispettosissima, nel senso che anch'io credo che noi veneti dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni, insomma, tutti quanti assieme per quanto riguarda il governo del nostro territorio. Però uno dei problemi fondamentali, e lo dico chiaramente, è quella della continua suddivisione di questi movimenti, cioè si crea un movimento, dopo qualcuno al loro interno non va più d'accordo con il gruppo originario, poi si spacca a metà, riparte un nuovo movimento, se ne creano, cioè ne possiamo contare decine e decine. Invece, e questo forse la gente l'ha capito, il problema è che noi tutti quanti insieme, se ci consideriamo un popolo, la forma poi la possiamo trovare per autodeterminarci, e non è certamente con le carte bollate o facendo i ricorsi che si ottiene il consenso della gente. Il consenso della gente va ricercato e va ricercato tutti quanti assieme e magari nelle forme già esistenti. Io non per questo, per volere sponsorizzare la Lega Nord o la Liga Veneta, però ci sono già dei movimenti che portano avanti comunque delle idee federaliste, movimententiste, autonomiste nel territorio, che ne hanno sempre fatto la loro bandiera. Questa continua suddivisione non fa nient'altro che rendere ancora più complicata questa possibilità che c'è finalmente di avere un Veneto che cerca di votare, ecco, Signor Serraglia, e scegliere i propri rappresentanti. Chiaro. Signor Serraglia, lei come Presidente del Veneto Serenissimo Governo, Vicepresidente, non teme che questa frammentazione alla fine si riveli magari interessante dal punto di vista storico, culturale, ma inconcludente all'atto pratico? Allora, noi generalmente come Veneto Serenissimo Governo non applichiamo come linea, come nostro pensiero, la metafisica e l'idealismo. Applichiamo il materialismo e la dialettica. Quindi esaminiamo la storia, cerchiamo di trarre insegnamenti dalla storia e cerchiamo di procedere in questa direzione. Allora, come De Gaulle si è proclamato la Francia ed era da solo e aveva, tutto sommato, era sopportato, mai sopportato da Churchill e avversato da Roosevelt, e aveva la Francia, i francesi e anche gli antitedeschi francesi contro. Alla fine si è dimostrato che lui è diventato presidente della Francia e questo ha dimostrato la giustezza delle sue posizioni. Possiamo parlare di Havel, il presidente della Cecoslovacchia,
era in galera. No, ma che non manchino i precedenti di carattere storico, l'abbiamo detto, nessuno lo disconosce. È questa frammentazione che la frammentazione è questa, non c'entra frammentazione. Tanto noi non siamo una forza secessionista, ecco, questo lo ribadiamo. Non siamo secessionisti, anzi noi saremo del parere che quindi ci vorrà un percorso legale. Nessuna provincia veneta si ceda dal futuro Stato Veneto. Noi vogliamo semplicemente verificare se il Veneto è mai entrato in Italia attraverso il rifacimento del referendum, che è stato un referendum truffa, che non ha avuto nulla di legale. Però c'è una cosa da dire. Sì, lo chiamano plebiscito, non ho capito perché. No, è tutta una cosa diversa. Ecco, nel caso plebiscito è inteso come consultazione popolare, non come... Anche se poi i numeri in effetti sono... I numeri 69 da quei numeri deriva poi il significato diverso di plebiscito. Neanche la Bulgaria di Zico è riuscita a truffare a quel livello, neanche la Bulgaria. Dove sta il problema? Noi che abbiamo, tra l'altro, noi siamo un movimento indipendentista, siamo un movimento rivoluzionario, non ci interessa assolutamente nulla delle leggi italiane, noi le sopportiamo, non riconosciamo l'autorità nel Veneto del ministro. Avete avuto guai con la magistratura? Come? Avete avuto problemi? Sto arrivando perché sapevo, preventivavo la domanda. Noi sopportiamo, subiamo l'intervento del Ministero degli Interni, subiamo e sopportiamo l'intervento della magistratura italiana. Per noi gli unici rispondiamo soltanto all'amministrazione militare, come è nel diritto internazionale, perché uno Stato occupante ha le forze armate all'interno del paese, come è a Gaza, come è nella West Bank. Questo è il dato di fatto. Quindi è chiaro che se la polizia ci ferma e ci dà una multa perché abbiamo passato uno stop, la paghiamo, ma la subiamo, non la accettiamo. La interrompo per mandare in onda un servizio che riguarda alcuni arresti. Devo dire che non tocca nessuno dei movimenti presenti a questa puntata, ma comunque è un episodio degno di interesse. L'indagine è stata, direi, tempestiva ed è nata in occasione dell'assistenza affidata all'ufficiale giudiziario nel giugno di quest'anno presso la sede della Life di Conegliano, allorquando l'ufficiale giudiziario era stato chiamato ad attuare, a dare esecuzione a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e cioè ad un provvedimento che prevedeva il pignoramento di alcuni mobili all'interno della Life. In quell'occasione alcune persone si sono presentate in uniforme, hanno posto un tentativo di resistenza, ovviamente superato da parte del personale della Polizia di Stato, intervenuto ad assistere l'ufficiale giudiziario. La mattina del 5 novembre sono stati raggiunti da avviso di garanzia e conseguentemente perquisiti ben 15 soggetti, 4 dei quali sono accusati di costituzione e quindi ideazione di questa cosiddetta associazione paramilitare, gli altri invece di semplice adesione a questo progetto. Adottavano tutti gli accorgimenti per non essere individuati, si stavano dando una struttura in maniera molto riservata, in maniera molto attenta, avevano cercato anche di individuare un luogo sul Cansiglio dove avrebbero potuto esercitarsi con le armi delle quali avrebbero dovuto dotarsi. In realtà già era in fase avanzata invece l'acquisizione di uniformi con le quali dotare le persone che stavano per essere arruolate. Lei come presidente del Partito Nazional Veneto si sente un eversivo? No, assolutamente no. Quindi per voi il percorso di autonomia, di indipendenza passa attraverso vie legali, costituzionali, un referendum, un ricorso europeo? Sì, noi guardiamo agli altri stati europei e internazionali che ce l'hanno fatta, c'è un percorso internazionale come sta avvenendo in Scozia l'anno prossimo, come è avvenuto in Groenlandia quest'anno, come hanno provato più diverse volte il Quebec, anche se sono arrivati solo al 49%. E in sostanza alla base di tutto ciò è qualcosa che era stato premesso dal rappresentante qua del PDL, che appunto l'Europa
di oggi non è l'Europa ottocentesca dei grandi imperi che hanno fagocitato anche il nostro Veneto. E appunto vediamo che c'è stata una moltiplicazione di stati da una settantina nel dopoguerra a quasi 200 oggi. Ma lei crede che sia un bene o un male in assoluto la pluralità di queste identità? È sicuramente un bene perché come Stato più piccolo è anche più efficiente e quindi rende più benessere per la cittadinanza di questi Stati. Quindi lei vede un'Europa delle tante identità riconosciute? Questi sono dati, perché se guardiamo la media di reddito dei paesi di dimensioni normali, di 5 milioni così, vediamo che hanno un reddito medio maggiore delle grandi nazioni europee come la Germania, l'Italia, la Francia e l'Inghilterra. Quindi sicuramente i dati ci dicono che i cittadini di paesi più piccoli, più dimensione d'uomo, stanno meglio dei cittadini succubi di grandi stati fatti in un'altra epoca, cioè nell'Ottocento. Inoltre, quello che è interessante notare è che non solo i cittadini mediamente stanno meglio negli stati più piccoli, ma anche c'è meno la distribuzione del reddito, cioè per le classi più povere. Vediamo che negli stati più piccoli c'è meno dispersione e stanno meglio, quindi conviene essere povero in un paese di dimensioni piccole che povero in un paese grande come l'Italia, e questo penso che lo stiamo sentendo sulla nostra Sindaco pelle. Azzolini, ha sentito il professor Pizzati, lei crede che la Lega non sia riuscita a sfondare da questo punto di vista, cioè non sono bastate le istanze federaliste? A me sembra che la Lega stia proprio sfondando sempre di più. No, numericamente non c'è dubbio. Perché questo è il percorso che diceva prima anche bene Bitonci. Il percorso è che si è scelto di rispettare le regole di questo Stato. Faccio un esempio, persino i patti di stabilità, tutti noi amministratori locali li rispettiamo, queste sono le regole. Quello che invece vogliamo vincere è il consenso della gente, dimostrando che se un Veneto deve esistere deve cominciare dal basso, dalle cose quotidiane, dando risposta ai nostri cittadini. Gli altri discorsi a noi affascinano e forse anche completano formazioni culturali che io personalmente a volte non ho, o storiche. Sono discorsi che reputo a volte anche un po' da intellettuali, ma concretamente se noi vogliamo costruire un Veneto dobbiamo costruirlo richiamando cosa? Una fiscalità che il Veneto non ha, e la Lega sta facendo questo, cercando di costruire un'identità che il Veneto ha già, perché il dialetto si parla in tanti luoghi, è una lingua che per noi viene riconosciuta, nel senso che quotidianamente quando incontriamo i cittadini sentiamo questo spirito di identità. Però noi dobbiamo costruire sempre più, come tutti i veri stati o le regioni che hanno avuto una loro autonomia, hanno un grande partito che raccoglie il 52%, in Bavaria e anche da altre parti, e questo credo sia il percorso che lo si fa partendo principalmente dall'amministrazione, puntando ad avere un forte consenso, se no non si cambia il nostro Stato. E anche aspirazioni legittime sul piano del diritto internazionale, però qua mi rivolgo a Palmerini, Pizzati, Serraglia. È pensabile riscrivere la storia? Perché se dovessimo vedere la genesi anche degli altri Stati europei, i torti storici non si contano. Non parliamo poi della storia del colonialismo. Che addirittura non è mai stato un Stato. Eppure, partendo dalla religione e dalla lingua, è diventata una nazione. L'Ucraina dopo 400 anni è diventata indipendente. Quindi la libertà di un popolo non ha tempo. Lei dice che non c'è tempo. Io nei miei incontri internazionali con alcune diplomazie europee e non solo europee, sottoponendo questo il problema del referendum del 66, mi hanno detto: voi avete ragione, sicuramente avete ragione, però dove sta il problema? Il problema, ci sono due ordini di problemi. Primo, dovete avere la forza del popolo veneto che spinge in questa direzione. Infatti Primo. non vedo un grande Secondo, seguito popolare. No, questo io non mi ricordo, me l'hanno detto e l'ho visto, che nel 24 luglio del 1943 erano tutti fascisti, il 26 luglio erano tutti antifascisti,
tranne un piccolo ridotto gruppo di magari donatori fascisti. Questo è il dato di fatto. Nel 25 aprile erano tutti quanti schierati in un certo modo, poi il 26 erano tutti comunisti, poi sono diventati tutti quanti democristiani. Quindi il problema del popolo è il problema che si deve vedere all'interno delle contraddizioni internazionali, perché se qualsiasi che viene preso viene messo lì, come hanno fatto nel 90, 91, 92, messo in televisione, dopo 2 o 3 anni è diventato un grande leader che aveva le masse a seguito. Perché? Comunque è giusto quello che dice Valerio, che bisogna conoscere il passato, vedere se ci sono state truffe, eccetera, eccetera. Però bisogna anche guardare appunto al futuro e vedere che percorso prendere per appunto ottenere il consenso, perché comunque tutte le strade vanno tramite il consenso. Come ha detto il sindaco di Mogliano. Però c'è una differenza, perché sì, è vero, ci vuole il consenso, ma sotto che bandiera vogliamo raccogliere questo consenso? Ecco. Quindi la differenza... Scusa una cosa, non sotto quella bandiera, perché porta sfiga, perché sono morti tutti quanti prima di... Sono morti tutti. C'entra niente. Chiedo scusa. Ecco, non accettati. No, la differenza è che quando si parla di, invece come il sindaco di Cittadella, però non bisogna frammentare, cioè la ricerca del consenso e non volere frammentare sono due cose diverse, perché se si cerca il consenso sotto la bandiera sbagliata, in questo caso mi riferisco che sia, chiamiamolo federalismo, autonomia, devolution o quello che è, sono tutte belle cose che comunque serve meglio di niente, meglio avere un po' di più, però se sono politicamente e economicamente impossibili, stiamo prendendo in giro il nostro elettorato che stiamo... Sì, sono politicamente e economicamente adesso mi pare che la riforma federale l'abbiamo approvata recentemente, i decreti delegati, che dopo voi vedete male la Lega, che ricordo che è stato il primo partito, perché tu sei molto giovane, però io ho 20 anni che faccio politica e sei più patriota di me, sentire certi discorsi di chi ha fatto parte della Lega, chi ha più esperienza della di me Lega, e chi più ha fatto di me. Così, insomma, finisco così spiego. Sinceramente, definiamo cos'è federalismo. Tanti anni fa. Definiamo cos'è federalismo, perché io qua sono l'ultimo arrivato, quindi tutti più patrioti di me, non dico niente. Sempre patrioti, o più avete dato alla causa. Un percorso storico. Definiamo federalismo. Per me, almeno guardando i paesi federalisti come possono essere gli Stati Uniti, come essere la Svizzera, basta andare 4 ore in macchina e vedere cos'è il federalismo. L'IVA le facciamo una tassa a livello provinciale o regionale. Ma stai dicendo delle cose che siamo tutti quanti d'accordo. Adesso stiamo qua a discutere. Ci hai fatto una lezione prima sullo Stato piccolo, sul federalismo, sulla tassazione e così. Io capisco, ti ringraziamo per questa lezione, però noi lo diciamo da anni, perché non c'è niente di nuovo. Qui stiamo la bandiera parlando sbagliata. Appena ho toccato qualcosa, allora bisogna fare confusione. Spieghiamo perché. Ma ci stai spiegando delle cose. Delle cose che sono di una banalità. Spiego ai telespettatori perché secondo me è una bandiera sbagliata. Per quanto sarebbe in teoria bello essere come in Svizzera, non è possibile nello Stato italiano avere un federalismo vero. Il fatto che dopo in Parlamento venga approvato qualcosa che si chiama federalismo non vuol dire che è federalismo, perché federalismo vorrebbe dire che tu come sindaco di Cittadella hai pieni poteri di decidere quali sono le tasse, le puoi alzare e abbassare. Lei può spiegare il federalismo, il federalismo l'ha portato e l'ha portato avanti negli ultimi 20 anni, perché questa è la realtà. Il federalismo bisogna attendere i decreti delegati che sono in fase di attuazione, che nel prossimo anno verranno approvati dal Parlamento. Poi mandiamo la pubblicità e poi un appello alla brevità, nei limiti del possibile, anche se l'argomento è appassionante. Allora, credo che bisogna essere chiari. Allora, la riforma che abbiamo approvato in Parlamento, bisogna chiamarla nome e cognome, è un'attuazione possibile per quanto riguarda la situazione italiana di federalismo fiscale. Non è certamente l'avvio di uno Stato federale. Uno Stato federale ha bisogno di avere alcuni elementi istituzionali diversi, ha certo la Costituzione, una sua magistratura, un rapporto federativo appunto tra Stati. Gli Stati Uniti mi sembra
che pur sono riconosciuti come nazione unica, rappresentano bene, diciamo, quello che è nella prassi uno Stato federale. Quindi qui siamo su due piani diversi. Legittimamente si è scelto di fare quello che si ritiene possibile fare, perché, voglio dire, l'ottimo è nemico del bene, no? Uno fa un passo dietro l'altro e cerca di arrivare a un risultato che sia accettabile. Questo sul piano, diciamo, della diatriba tra federalismo sì, federalismo no, ma volevo anche aggiungere una ulteriore, e poi concludo, considerazione storica, anche se recente. Tutto quello che abbiamo sentito, io prima ho fatto l'esempio della Cechia e della Slovacchia, il nostro amico qui ha fatto l'esempio della Slovenia, eccetera. Allora, io credo che legittimamente come può diciamo, avvenire un'ipotesi di questo genere? Può avvenire solamente in due modi: o attraverso una crescita di movimento popolare assolutamente maggioritario che pone appunto la possibilità contrattata con lo Stato italiano fatti, di, diciamo. esatto, di avere un referendum tipo la Scozia, o all'interno purtroppo di un fatto traumatico. Quello che è avvenuto in Slovenia è avvenuto all'interno di un fatto traumatico. Quello che è avvenuto nell'ex Jugoslavia è avvenuto all'interno di un fatto traumatico. Beh, penso che è uno scenario che nessuno dei presenti... Il Montenegro è figlio di un fatto traumatico, perché, no, è figlio, perché c'è la vicenda, c'è la vicenda del Kosovo, e nell'accordo internazionale sul Kosovo c'è l'imposizione alla Serbia di consentire il referendum al Montenegro. Vi interrompo, Loris Palmerini. Allora, il problema è di mettere alcuni fatti importanti che riscrivono obiettivamente la storia sul piatto e ragionare su questi. Allora, intanto io non parlerei delle guerre civili che hanno visto la Jugoslavia come spauracchio per parlare di un legittimo indipendenza, di un diritto all'indipendenza. C'è un fatto da dire. Noi stiamo guardando alla Scozia in questo momento, mi pare invece che vorrei guardare proprio al Veneto, e quando dico Veneto penso che anche tutti gli interlocutori parlino del Veneto storico, non del Veneto tagliato sui confini di oggi, che è un taglio fatto dall'occupante. Cioè, voglio dire, a Pordenone parlano Veneto come lo parlano a Padova, quindi se si vuole parlare di popolo veneto bisogna prendere l'integrità del suo territorio, ed ecco che quindi anche il concetto regionale cade. Allora, nel 1946 il referendum monarchia-repubblica, io ho scritto questo piccolo libretto che ha già riscritto la storia, perché è stato ripreso già da un magistrato. Non avendo votato Istria, Dalmazia, Pordenone, Udine, Bolzano, Trieste e Belluno al referendum, il referendum monarchia-repubblica è illegale. Cioè non è sanabile. Ma lascia il tempo che trova? No, non trova il tempo che trova, perché vuol dire che noi veneti abbiamo già un diritto legale, peraltro già riconosciuto dalla magistratura, al nostro autogoverno diretto immediato. È inutile andare a Roma, 10 anni di Lega al governo dimostrano che è inutile andare a Roma a chiedere il federalismo, perché il federalismo l'Italia non lo può dare, non è sostenibile economicamente. Un attimo, scusi che vorrei finire il mio ragionamento. Sono 10 anni che la Lega è a Roma e non ha portato a casa nulla, e non può portare... Per cortesia, Bitonci. Cerchi di essere io sono 10 anni che parlo di autogoverno, non ho ancora avuto la possibilità di esprimere una volta il pensiero completo, perché poi chi è nei media non dà la possibilità. Allora, 10 anni a Roma dimostrano che non si può avere neanche un briciolo di federalismo. Ricordo che la Lega addirittura ha dato soldi a Catania, a Napoli, tolto l'ICI e altre tasse federali, il contrario esatto. Quindi non è a Roma che si otterrà nulla, tanto più che a Roma è già stato chiesto un referendum per l'indipendenza 10 anni fa, anzi 12 anni fa quasi, e Roma non lo dà, ovviamente, perché i veneti e anche tutto il nord Italia non avranno mai la maggioranza parlamentare per poter chiedere queste cose. Quindi noi abbiamo nelle leggi il 100% del diritto di trattenere le tasse subito attraverso la Carta Europea per l'autogoverno. Di questo non parla nessuno e non c'è modo di spiegare alla gente. Quindi il seguito manca, perché c'è una omertà e una censura dei media su quelli che sono i diritti umani del popolo veneto. Onorevole Bitonci.
No, io capisco questi ragionamenti, li sento fare da tantissimi anni, però una cosa è fare i proclami, una cosa poi è cercare di lavorare per ottenere i risultati. È la stessa cosa che fanno i sindaci nel territorio. Un discorso è fare i grandi ragionamenti, dopo quando si va a elezioni bisogna prendere i voti, bisogna essere votati dalla gente, bisogna dimostrare di poter fare le cose e io penso che, come si diceva prima anche il collega Gava del PDL... Ma del resto la Lega è iniziata così, Bossi andava in giro per Varese col megafono e sembrava un personaggio abbastanza eccentrico. Però il consenso c'era, è un po' diverso il discorso, perché un discorso è il fiume di folla, va bene, che segue i leader, i capi, un discorso è invece cercare di ottenere un consenso che non c'è, o fare dei ragionamenti quando il Veneto sta guardando da un'altra parte. Il Veneto sta guardando a una propria autonomia. Io vorrei capire sulla base di cosa Bitonci dice che l'idea indipendentista non ha consenso. E se non ce l'ha, ma io no, ma guarda, l'ho detto, è un'affermazione gratuita di chi parla in nome degli altri. Ma perché voi credete di essere titolari di un ragionamento che tutti i veneti condividono? I veneti, gli stessi veneti si sentono veneti, parlano il veneto, perché ragionano, lei non ha messo il bilinguismo nell'amministrazione cittadina? Perché ma cosa c'entra? Ma come cosa c'entra? Perché non è che lei si fa imperatore del governo veneto e allora lei è titolato di fare questo tipo di ragionamenti. Faccia questi ragionamenti e basta. Però ricordo che prima ci vuole il consenso. Allora lei il consenso ce l'ha, lei è sindaco di Cittadella. Vorrei sapere per poter fare le scelte e le leggi. Consenso anche in Veneto. Signor Palmerini, io capisco che lei non ha avuto spazio nei media, però noi oggi non possiamo risarcirla per intero. Allora faccia un'ultima domanda a Bitonci e poi diamo la parola anche un po' agli altri. Vuole? Ok, l'ultima domanda. L'ultima domanda, e forse anche l'unica, ai due sindaci: perché a livello del loro comune non applicano la carta sull'autogoverno dell'ente locale che dà il 100% delle tasse ed è una legge ratificata dalla Repubblica Italiana? Questa è la domanda. Cioè c'è già il federalismo in una legge europea. Vorrei capire perché non viene applicata. Perché è un assurdo, perché un ragionamento è prendersi un avviso di garanzia come io ho preso nel 2007 per un'ordinanza che va a tutelare i miei cittadini. Un discorso è dire ai miei cittadini di fare evasione fiscale, oppure dire ai cittadini di versare, è una cosa completamente diversa. Lei si pone anche in modo poco simpatico. Le leggi le rispettiamo e cerchiamo di cambiare l'Italia modificando queste leggi. Bisogna avere una maggioranza forte per farlo. Credo che la Lega dal basso stia costruendo con il consenso reale, cioè reale vuol dire dare le risposte ai cittadini. Questa è la via verso il federalismo che ha scelto la Lega per arrivare ad avere la maggioranza, per poter governare il Veneto e forse anche dopo andare a pesare molto di più nei luoghi dove si fanno le leggi, federaliste o no, nei luoghi dove si fanno le leggi. Una legge è stata fatta che sta dando soddisfazione a quelle che sono le esigenze del Veneto. Se andate dalle famiglie, tutti quanti, o le imprese, abbiamo voglia di avere qualche risorsa in più per investire nei nostri territori. E credo che questa risposta sia arrivata grazie a questo cammino vero della Lega, che è un cammino che nel tempo sta conquistando Pizzati, mi appello alla vostra cortesia perché abbiamo ancora un minuto e mezzo. Il resto sono discorsi affascinanti, però sono un po' distanti. Con il discorso di base che fanno i due sindaci, che bisogna prima di tutto avere consenso e dopo sapere amministrare bene, eccetera, eccetera. Quindi nessuno mette in dubbio che nel corso di 20-30 anni la Lega ha fatto questo. Però il punto è che non bisogna solamente guardare il consenso e dire beh, quella sì è un'idea più bella, però non c'è consenso perché ci sono numeri piccoli e noi miriamo solamente ad amministrare. Ci vuole tendenza, cioè se c'è un'idea migliore che per arrivare a un risultato più velocemente e a un risultato maggiore, perché... Abbiamo capito, ma non mi pare, cioè in democrazia è chiaro che la maggioranza deve dare alla minoranza gli strumenti per diventare maggioranza domani, ma non mi pare che questo sia stato disatteso. Gava, mi dica lei, non mi sembra che sia stato così conculcata questo filone culturale indipendentista veneto. Dicevo, nel primo intervento, secondo me c'è una Costituzione di fatto di cui dobbiamo tener conto. Io sicuramente sono tesi suggestive, sono affascinato da questa ricerca storica sul plebiscito, però
E poi c'è la storia di tutti i giorni che comunque si è sovrapposta e di cui dobbiamo prendere atto. Come si viene fuori da questa vicenda? È realmente una priorità questa per i cittadini del Veneto? Io non lo so, io credo che sia una priorità per il Veneto cercare di stare in un paese che funziona meglio, più efficiente, con una maggiore possibilità di trattenere le risorse nel proprio territorio, ma è una priorità di per sé diventare autonomi. E chi sarebbero in quel caso i nostri governanti? Perché francamente io posso anche essere molto aperto, anzi sono curioso di natura, quindi sono molto aperto, ma in un'ipotesi di questo genere vorrei sapere chi mi governa. Professor Bernardini, chi governerebbe in questo caso? Abbiamo sentito Pizzati, che fra l'altro è anche consulente della Banca Mondiale, quindi ha anche uno sguardo d'assieme, ma in concreto? Io mi candido come Ministro della Pubblica Istruzione. Vabbè, professor Bernardini, ma noi siamo lietissimi di avere un competente che sovrintende. Se la domanda... Sì, mandiamo al no, ma un attimo, ha capito cosa intendevo dire. Intendo dire che un movimento per essere credibile deve avere anche... ecco. Certamente, dei leader che deve avere un'elite. C'è un'elite. Io credo che il problema del consenso... torniamo all'elite. L'elite è una classe dirigente di quel movimento. Uno dei pochi contributi del pensiero politico italiano dell'8-900 alla teoria dell'elite di Pareto, che illustri studiosi leghisti, il professor Albertoni, mio collega all'Insub, ha studiato con grande perizia. Ci sarà certamente, si formerà sicuramente un'elite. Qual è l'elite che governa i piccoli stati? Sono piccoli gruppi che sono eletti o scelti dal popolo, come in Svizzera o come a Hong Kong, da cui arrivo, e che governano. Non credo che sia difficile trovare un'elite, io credo che ci siano sempre più giovani interessati alla formazione di un piccolo Stato. Si tratta di formazione di un piccolo Stato, è qualcosa di molto oggettivo, e ci sia una classe dirigente. Non so se attualmente l'elite che governa l'Italia sia veramente un'elite, non lo so, ecco, sia veramente un'elite di pensiero. Io credo che esisterebbero delle persone in grado di governare, soprattutto perché sarebbe un governo leggero. Bene, facciamo chiudere a serraglia, anche per fair play democratico. Io non intervengo generalmente, lascio sempre che tutti parlino, perché più parlano e più si affossano. Allora qual è il problema? Lasciamo che si illudino, tutti. Honecker 4 mesi prima di venire travolto ed è fuggito in Sud America, ha detto che... però era un'altra situazione. È sempre un'altra situazione, però Honecker 4 mesi prima di venire spazzata via la DDR ha detto che lui durava altri 100 anni, eccetera. Lasciamo che si illudino. Noi abbiamo proclamato la Veneto Serenissima Repubblica sui territori che i cittadini veneti ci hanno dato, abbiamo continuato perché lì non abbiamo occupato niente a San Marco, abbiamo semplicemente liberato un piccolo territorio. Noi non vogliamo costruire il grande Veneto, che non era nelle nostre intenzioni, vogliamo costruire la Veneto Serenissima Repubblica anche in territori minimi. Grazie signor Serraglia, con grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti, Popolo della Libertà, Lega Nord e Liga Veneta, Veneto Serenissimo Governo, Partito Nazionale Veneto, Autogoverno del Popolo Veneto, ma mi pare che tutte le voci istituzionali e non istituzionali stiano dando a Roma un messaggio concorde: attenti al Veneto. A domani.